Onorevole Conte, qua a Chioggia ha voluto fortemente questi incontri con le marinerie, prima a Mazara del Vallo, poi al Ministero e poi naturalmente, tra l'altro siamo con l'interprete somala che ci sta seguendo tutta questa delegazione. Quanto è importante secondo lei fare questi incontri e quanto è importante una collaborazione con la Somalia, che ricordiamo è uno dei più grossi produttori di pescato del mondo? Credo che sia veramente importante incominciare ad avere questi rapporti di scambio, soprattutto con la Somalia, che ha delle caratteristiche fondamentali che rispettano e stanno andando a rispettare quelli che sono gli standard europei. Per di più vengono maggiormente a chiederci aiuto per rispettarli correttamente in modo appropriato, quindi per noi sarebbe importante riuscire a avere l'approvvigionamento tramite la Somalia per il nostro pescato, tenendo presente che il nostro pesce è ben diverso dal loro e non è sufficiente per l'approvvigionamento dei nostri consumatori. Questa è una cosa fondamentale. Loro abbiamo chiesto una pesca legale, una pesca che poi risulti la tracciabilità e che vengano rispettate ovviamente le norme europee. Quindi abbiamo iniziato oggi questo percorso, in questi giorni loro hanno già avuto appuntamenti con i ministeri e siamo fiduciosi. Io ho voluto fortemente, lo dico sinceramente, con Federpesca l'incontro qui a Chioggia, perché normalmente si tende ad andare verso il sud Mazara del Vallo, Roma, però è importante fare vedere la realtà veneta, perché è una realtà dove la pesca è completamente diversa che dalle altre parti d'Italia. Io lo continuo a ripetere in Europa e lo ripeto anche in Italia, perché abbiamo dei fondali che sono diversi, la profondità, il tipo di pesce, e abbiamo dei pescatori che curano le nostre eccellenze, che sono le sentinelle, i guardiani del mare. Abbiamo l'esempio stesso dei pescatori che erano presenti oggi alla conferenza, dove hanno spiegato che loro stessi vanno a raccogliere le reti per tenere pulito e la sostenibilità ambientale, quindi sociale ed economica del nostro patrimonio marittimo. Ecco, lei è della Lega, il suo partito si è molto combattuto, specialmente in Europa, per fare la differenza dei nostri fondali. Lei ha parlato appunto dell'Adriatico, in particolar modo ha delle caratteristiche diverse sicuramente dall'oceano, certo. Quindi è riuscito ad avere un peso importante, e questo ce lo auguriamo, in Europa? Beh, io l'ho dimostrato con la questione delle vongole, mi sembra di essere stata abbastanza chiara, la battaglia l'abbiamo vinta 2 volte prima. Rappresentante somala qua in Italia, innanzitutto l'impressione di questo mercato, di questa città e poi l'impressione generale dell'Italia. Buongiorno, io sono italiana, mi chiamo dottoressa Khadija, sono un medico, vivo in Italia da tanti anni, lavoro a Roma e ho accompagnato il ministro che aveva bisogno di vedere, lui è il ministro della pesca, e mi ha chiesto di aiutarlo e assisterlo, di vedere la possibilità che lui può avere, il legame tra l'Italia e la Somalia dal punto di vista della pesca. Quindi è andata a vedere varie città dove ci sono le possibilità dei pescatori e capire quali sono le condizioni per avere e importare il pesce somalo in Italia, quindi legame tra i due paesi. Abbiamo incontrato vari pescatori, abbiamo incontrato vari politici attuali, il governo somalo con il governo italiano ci vogliono degli accordi per cercare di sfruttare il mare somalo, che è molto lungo, e quindi abbiamo fatto questo passaggio oggi in queste città per vedere questo mercato e penso che la delegazione somala sia molto contenta di questo.